di effettuare un bel giro attorno al nostro magazzino commerciale, vediamo se possiamo continuare. Perfetto, io direi di terminare da questa parte, perché nel momento in cui andremo a costruire il nostro magazzino commerciale vedremo di sfruttarlo appunto da questa parte. Allora eliminiamo questo piccolo magazzino, mettiamo un attimo in pausa perché ovviamente le modifiche devono essere effettuate. Ok, vediamo un po'. Ah, dannazione, questo piccolo pezzo non va molto bene, vediamo di condurre una bella linea retta. Ok, allora andiamo nella nostra sezione del trasporto. Allora, eccoci qui. Perfetto, adesso vediamo di capire più o meno dove possiamo condurre ovviamente la nostra strada principale, proprio da questa parte. Oh, attenzione, che qui abbiamo la nostra bella miniera d'oro, attenzione, ok. Bene, conduciamo una piccola strada un po' storta, maledizione, vediamo di portarla proprio da questa parte, benissimo. E aggiungiamo un altro bel magazzino commerciale, proprio da questa parte, benissimo. Vediamo un po' di stare attenti, io direi di metterlo proprio qui, perfetto, in modo tale da sfruttare tutto lo spazio disponibile. Ok, aggiungiamo qualche altra bella zona di raccolta, proprio di petrolio, perfetto. Ok, e ovviamente selezioniamo la nostra zona dell'esportazione. Allora, ho fatto questo proprio perché in questa parte vedrò di collocare il nostro grande magazzino deposito commerciale e sfruttando la nostra ferrovia potremmo esportare i nostri prodotti che verranno elaborati sicuramente in questa zona di raffinazione, dove ovviamente verranno collocate anche altre industrie, verranno utilizzati al massimo le nostre capacità di produzione e soprattutto di esportazione. Vediamo se possiamo collocare un'altra bella strada parallela a questa, vediamo se ce la possiamo fare. Andiamo, ok, questo è il massimo. Benissimo, abbiamo ancora 86.000 dollari disponibili. Come vanno le morti? Vediamo la mappa dei batteri. Maledizione, ancora da questa parte come ci si aspettava. Questa è una zona completamente infestata, maledizione. Vediamo di continuare. Diamo un'occhiata alla nostra chat complessiva, quello che sta succedendo. Mi sa che i nostri giocatori addirittura stanno, come dire, commentando, interloquendo tra di loro. Vediamo un po'. Quando inizia a riciclare Piazza Solo Leghe, che te le compro io. Benissimo, probabilmente i nostri cari alleati si stanno, come dire, adeguando alle loro condizioni per far andare avanti la nostra macchina statale. Benissimo. Allora, diamo un'occhiata nuovamente ai nostri lavoratori disponibili. Allora, abbiamo bisogno anche di qualche abitante ad alto reddito, quindi siamo, come dire, sarò felice se qualcuno di voi si specializzasse in qualche, come dire, in qualche città inerente agli alti redditi, in modo tale da sfruttare i nostri posti vaganti secondo queste aspettative. Abbiamo ancora bisogno di lavoratori a medio reddito. Vediamo se possiamo evolvere le nostre capacità. Diamo un'occhiata all'interno della nostra sezione. Perfetto. Adesso arriva, come dire, una delle parti più noiose all'interno di SimCity, ovvero il miglioramento delle nostre strade. Vediamo come sta andando. Eccoci qui. Mi sa che arriverà un bel periodo di miglioria per incrementare quindi le nostre capacità. È necessario posizionare, come dire, le strade a media densità prima di quelle a bassa densità, perché ovviamente comporterebbero solo un dispendio di soldi e ovviamente, come avete ben potuto vedere, le strade a inizio partita potrebbero anche causare il fallimento di un particolare impero. Quindi è necessario prima di tutto collocare delle strade a bassa densità. Allora, vediamo di aumentare anche le nostre capacità da questa parte. Perfetto, sicuramente adesso aumenteremo il numero dei cittadini tramite questi miglioramenti. Ok, è importante in queste città mantenere soprattutto il livello di attenzione dei nostri cittadini, ma soprattutto di felicità sopra la norma. Quindi adesso vedrò di migliorare anche le nostre capacità di ottenere una sanità adeguata. Al più presto dovrò collocare un ospedale, proprio perché l'ospedale, tramite l'utilizzo dei furgoni della salute, cercherà quindi di limitare la diffusione batterica all'interno delle strade, e quindi potrebbe essere anche un'ottima idea per non far ammalare questi poveri cittadini che si ritrovano proprio nelle vicinanze della nostra centrale di raccolta di petrolio. Allora, vediamo di aggiungere qualche altra strada da questa parte. Credo che proprio mi concentrerò sull'energia dovuta alla, come dire, alla combustione del petrolio, perché ovviamente il petrolio che abbiamo, la nostra materia prima, deve essere anche utilizzato per per la nostra energia, visto che ne abbiamo davvero tanto. Perfetto, altre strade a media densità. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole fare. Dannazione, questa ad alta densità abbiamo speso qualcosina in più. Allora, è importante all'inizio tenere le tasse, come dire, sempre sul 7-6%, addirittura anche 5%, per incrementare quindi la popolazione all'interno della nostra piccola cittadina. Addirittura vengono aperte nuove boutique, nuovi negozi pronti per ovviamente i nostri cittadini. Diamo un'occhiata da questa parte, altre strade a media densità. Perfetto, vediamo un po' come sta andando. Benissimo, adesso dobbiamo solo attendere qualche altro attimo prima che vengano i nostri edifici nettamente rinnovati. Ok, perfetto, aprono nuovi uffici e sfilano i colletti bianchi. Perfetto. Ok, adesso la nostra popolazione diminuirà in maniera come dire, costante, ma in seguito aumenterà in maniera decisiva, proprio perché avremo la possibilità di ridefinire il nostro aspetto demografico. Ok, perfetto, aumentiamo anche la nostra capacità di migliorare da queste parti. A qui abbiamo ovviamente le nostre strade inerenti all'autostrada. Perfetto, queste industrie sono state posizionate da poco, quindi ancora non c'è la possibilità di migliorarsi, però ovviamente arriverà anche il loro momento. Perfetto, da questa parte altre vie a media densità. Spero, ragazzi, che non vi dispiace rimanere qui vicino alle nostre industrie, però ovviamente non c'era altro luogo.
Allora, 19.000 abitanti, già stiamo iniziando a migliorarci, eccoci qua, date un'occhiata alla nostra cittadina come sta iniziando ad evolversi, ecco qua, nuove industrie, vediamo un po' cosa succede, diamo un'occhiata più da vicino, Harsh Reality Property for Lease, guardate un po' che fighe le nuove industrie a media densità che stanno per evolversi appunto da questa parte. Allora, diamo un'occhiata, perfetto, soprattutto diamo un'occhiata alla nostra felicità, ancora continua a morire gente, vediamo un po' la felicità dei nostri cittadini, per adesso sta, come dire, sopra la norma, molto bene per quanto riguarda l'acqua, acque reflue, diamo un'occhiata all'energia, ancora stiamo acquistando energia dal nostro caro amico accanto a noi, perfetto, bene, vediamo un po' se adesso possiamo fare qualcosa per quanto riguarda la nostra scuola, vediamo di aggiungere qualche altra bella aula, soprattutto per migliorare le nostre capacità di accogliere studenti, mettiamo anche qualche pulmine in più perché sicuramente non ci sarà la possibilità di accoglierli tutti, soprattutto anche qualche bel cartello sarà fondamentale per capire che qui si studia, grade school, perfetto, abbiamo 1407 studenti che ancora non vanno a scuola, dannazione, vediamo un po' di capire più o meno dove possiamo posizionare qualche altro bel, come dire, qualche altra bella zona appunto di raccolta. Diamo un'occhiata da questa parte, ci sono ancora dei non istruiti, maledizione, vediamo se possiamo continuare da questa parte, questi devono essere tutti negozi, vediamo un po', anzi no, queste sono abitazioni, benissimo. Ok, ecco che inizia nuovamente il turno di raccolta dei nostri cari ragazzi, utilizziamo una bella biblioteca pubblica, anzi posizioniamola nella parte nord della nostra città, soprattutto per aumentare le possibilità di miglioramento del quartiere. Vediamo un po', diamo un'occhiata alla zona che può essere migliorata, ecco appunto la nostra bella biblioteca, posizioniamola da questa parte, benissimo. Certamente i cittadini andranno a leggere, come dire, ad aumentare le loro doti culturali. Allora, vediamo un po' come sta andando la nostra raccolta dei rifiuti. Ancora ci ritroviamo in condizioni, come dire, discrete. Mi sa che è arrivato il momento di collocare un nuovo camioncino proprio da questa parte. Ok, il riciclaggio arriva direttamente dai nostri cari amici. Abbiamo 8 camioncini che ci arrivano da tutte e due le parti. Perfetto, anzi no, 8 camioncini, 8 sono i nostri camioncini, maledizione, quindi probabilmente qualche altro camioncino sta arrivando, però non 8. Allora, vediamo cosa succede da questa parte. Vediamo un po' il nostro caro amico cosa dice. Sindaco, non è ora di sbarazzarci di questo tubulo dei pompieri e sostituirlo con qualcosa di più imponente? Immaginati solo questo: squadre specializzate in materiali tossici, camion con scale estensibili, campane, campanelle e campanellini. Wow, procuriamoci una caserma dei pompieri più grande, dimostriamo alla regione che sappiamo domare il fuoco. Io credo che sia un'ottima opportunità. Allora, facciamo qualche conto, andiamo nella nostra sezione del bilancio. Per i pompieri spendiamo 1275 orari. Allora, andiamo nella nostra sezione dei pompieri, proprio da questa parte. Allora, la caserma dei pompieri grandi, come dire, occupa 1700 soldini per quanto riguarda il nostro denaro. Ovviamente hanno un tempo di risposta di 6 minuti, che ovviamente è la metà dei 12 minuti della caserma dei pompieri, quindi potrebbe essere davvero un'ottima idea, ma solo ed esclusivamente quando verranno scoperte le auto NBCR. Queste ovviamente devono essere sviluppate in qualche università. Quindi ragazzi, cercate di sfruttare, come dire, l'università al massimo, perché in questa città io non potrò dedicarmi all'istruzione in maniera proprio concreta, cercherò di posizionare se posso la scuola superiore, però mi raccomando, spero che qualcuno di voi posizioni l'università e scopra immediatamente proprio questi, i mezzi NBCR, perché saranno proprio di grande aiuto a me stesso, ma anche a tutti coloro che si dedicheranno, come dire, all'industria, perché quando otterrò la possibilità di ottenere ovviamente le nostre industrie ad alta densità prenderanno fuoco a causa dei materiali tossici, e solo i mezzi NBCR avranno la possibilità di spegnerli, e perdere un'industria ad alto reddito è davvero una cosa, come dire, grave, visto che ci vuole tantissimo tempo prima di ricostruirla. Vediamo come sta andando. Generic Mill, avevate ragione, non era Generic Milk, avevo letto in maniera sbagliata. Date un'occhiata come vengono prelevate le casse e portate proprio dentro, date un'occhiata a tutto, guardate come sono belle le nostre belle industrie. Vediamo cosa succede. Sai come si fa a trasformare il petrolio in plastica? No, gli unicorni magici non c'entrano, basta una raffineria. Hai ragione amico mio, non c'è spazio per aumentare la densità, dannazione. Infatti in queste condizioni vediamo un po' addirittura qui delle industrie a media densità stanno per essere, come dire, completate. Guardate un po' il nostro magazzino, quanta quantità di merce che sta per raccogliere. Vediamo di aggiungere un altro bel garage per rinnovarlo e soprattutto velocizzarlo. Ok, $150.000, vediamo come sta andando la nostra mappa dei batteri. Morti al giorno, vediamo un po' da questa parte come sta andando. Vediamo un po', mi sa che è meglio aggiungere un'altra bella ambulanza per velocizzare ovviamente il nostro processo. Ok, perfetto. Diamo un'occhiata agli abitanti necessari. Basso reddito serve, Bene, vediamo adesso di creare delle piccole zone a basso reddito, se c'è la possibilità proprio da queste parti. Vediamo un po' se possiamo farlo. Questa è tutta una zona, come dire, industriale. Vediamo per adesso di comporre questa zona a bassa densità e di assumere qualche bel lavoratore. In seguito vedremo di cambiare il tutto. Benissimo.
benissimo. Per adesso vediamo di assumere le nostre possibilità, ovviamente di completare i nostri posti vacanti. Anche un'archeologia poteva essere un'ottima idea, però ovviamente è stato iniziato l'appalto per il nostro aeroporto internazionale che accetta le merci, e questo è importantissimo per le nostre industrie, quindi possiamo già come dire, possiamo andare molto bene. Vediamo un po' come stanno andando queste piccole residenze. Ok, ci sono ottimi posti dove fare shopping. Ci piaceva quando le tasse erano basse, ma amici non l'ho completamente toccate, siamo 3.000 soldi in su con il 7% di tassazione, quindi stiamo andando molto ma molto bene. Come va con questo dannato crimine? Vediamo un po', aggiungiamo un'altra bella macchinina dell'ispettore Gadget, eccolo qui, perfetto. Vediamo un po' cosa succede per quanto riguarda le acque reflue. Ci sono problemi inerenti all'acqua. Bene, vediamo di eliminare immediatamente questo dannato problema. Aggiungiamo una bella stazione di pompaggio dell'acqua, anzi questa zona, maledizione, dobbiamo necessariamente utilizzare questa zona per il pompaggio dell'acqua. Vediamo di collocare la nostra bella stazione qui, perfetto. Nel caso, come dire, le industrie espandano la loro possibilità di inquinare, vedremo di collocare dei filtri proprio per la nostra produzione, in modo tale da riuscire a ottenere acqua pulita anche in delle zone contaminate. Allora, vediamo se possiamo continuare. Benissimo. Era opportuno che il giacimento di acqua si trovasse appunto dall'altra parte della città, perché ovviamente in questa zona non potrò collocare nient'altro che le nostre industrie. Allora, continuiamo a migliorare le nostre capacità di estrazione. Adesso dobbiamo capire più o meno cosa fare. Dobbiamo sfruttare tutta questa zona, quindi vediamo di andare da questa parte. Qui ci entra, perfetto, continuiamo così. Benissimo. Ok, aggiungiamo tutti i nostri pozzi petroliferi da questa parte. Avanti ragazzi, che ce la fate. Abbiamo ancora un sacco di soldini da spendere. Ok, attenzione, dobbiamo sfruttare al massimo le nostre capacità. Vediamo così se va bene. Bene. Ok, aggiungiamone qualche altra. Ne abbiamo 3 disponibili. Bene, 1, 2. Vediamo se possiamo metterla. E 3. Perfetto, anche questa zona è stata completamente dedicata al nostro petrolio. Aggiungiamo un altro bel camioncino. Benissimo, vediamo come sta andando. Qui ancora abbiamo le possibilità di esportare il nostro petrolio in maniera concreta. Ancora ci stiamo basando sull'energia dei nostri cari amici. Ancora ci sono megawatt disponibili dal nostro caro Wonderland City e noi li compreremo, perché ovviamente costruire una centrale di questo genere potrebbe essere una piaga per la nostra città, perché comporterebbe quindi l'uso di 864 kg di barili al giorno. Quindi fate conto quanti barili che andiamo a sacrificare, circa un decimo della nostra produzione, e ovviamente sono sempre dei soldini. Vediamo un po' come stanno andando i nostri affari. Andiamo proprio all'interno. Si vendono ovviamente 25.000 barili al giorno. Vediamo il prezzo di ogni barile è 194 a 8 kg al barile. Molto bene, quindi stiamo andando proprio alla grande per quanto riguarda le esportazioni. Date un'occhiata alle ultime transazioni riguardanti ovviamente gli ultimi 2 mesi, luglio e giugno. La cosa che mi piace più di SimCity sono questi grafici che ovviamente rendono magnifica l'esperienza di contabilità, soprattutto anche di guardare un po' la storia della nostra popolazione. Guardate un po' come è aumentata. Ovviamente i mesi di aprile e maggio sono stati ovviamente i mesi di rinnovamento, dove ovviamente abbiamo avuto un calo di popolazione, e in seguito guardate un po' come è aumentata nuovamente. Allora, vediamo cosa succede. Per adesso, per quanto riguarda l'acqua, siamo messi alla grande. Per quanto riguarda la nostra spazzatura, maledizione, vediamo di aumentare le nostre capacità di raccolta. Ok, aggiungiamo addirittura un'altra zona, appunto, un altro bel camioncino. Perfetto. Mi raccomando, vi ripeto ragazzi, il riciclaggio cercate di essere costanti, altrimenti la mia popolazione andrà completamente a decrescere, perché io non mi concentrerò sul riciclaggio. Cosa succede? Le aule sono piene, la prima scuola elementare ha raggiunto la massima possibilità di espansione e noi ne collocheremo un'altra, ragazzi. Allora, vediamo un po' dove possiamo posizionarla. Un'altra zona, a media densità, a bassa densità da riformare. Anzi, queste zone a bassa densità devono rimanere, perché ci serve anche qualche lavoratore non istruito che si sporchi le mani. Quindi io direi di posizionare la nostra zona, la nostra nuova scuola, appunto, da queste parti, proprio nelle vicinanze delle zone a media densità. Vediamo se qui possiamo farlo, proprio all'ingresso della nostra città. Perfetto. Aggiungiamo qualche altra bella aula per il miglioramento. Addirittura tutto è stato calcolato nella maniera migliore. Qualche altro bel camioncino. Perfetto. Allora, 950 ragazzini. Allora, 900, 1800. Perfetto. Aggiungiamone altri da queste parti. Perfetto. In modo tale che abbiamo coperto tutta la nostra capacità di accogliere. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Abbiamo ancora $159.000 disponibili. Io direi di continuare con la nostra grande opera di produzione petrolifera. Allora, eliminiamo questa piccola strada che è una piccola imperfezione. Ok. Allora, aggiungiamo un'altra bella zona di produzione. Vediamo se possiamo farla appunto da questa parte. Ok, adesso dobbiamo sfruttare tutta quest'altra zona. Vediamo. Allora, dobbiamo capire cosa fare. Potrei aggiungere una zona di produzione da questa parte.
dove impiegherei 4 pompe petrolifere. Ok, perfetto. Aggiungiamo una prima pompa da questa parte, perfetto, con 2 zone di pompaggio, anzi forse anche 3 da questa parte, perfetto. Ne aggiungeremo anche un'altra appunto qui, perfetto. Date un'occhiata a come stiamo combinando appunto la nostra piccola zona di produzione. Uniamo queste 2 piccole strade e continuiamo a prelevare petrolio appunto da questo caro terreno. Ok, vediamo come sta andando. 77.000 dollari, mi sa che un unico magazzino non basterà più a breve. Vediamo la nostra produzione oraria, abbiamo 7.000 al giorno da questa parte, altri 12.000, mamma mia, petrolio nel sottosuolo per 3 mesi, ancora ce la possiamo cavare. Ok, aggiungiamo un'altra stazione appunto da questa parte, vediamo come sta andando. Ok, proprio alla grande. Vediamo di aggiungere altre zone di pompaggio, abbiamo ancora 42.000 dollari, vediamo se possiamo spendere il tutto nella maniera migliore. Ok, perfetto, vediamo di aggiungere un'altra bella zona, anzi, vediamo un po' se possiamo risparmiare anche questo spazio per le nostre abitazioni. Forse non ci arrivo, maledizione. Vediamo se possiamo fare così. Ok, vediamo un po'. Maledizione. Bene. Ok, effettuiamo questo piccolo giretto in modo tale da usufruire di tutto lo spazio disponibile. Ancora 36.000 dollari disponibili. Vediamo un po'. Bene, allora, altre 3 le possiamo posizionare qui, perfetto. Ok, perché vorrei sfruttare tutte queste piccole zone di intermezzo con della popolazione a basso reddito. Vediamo cosa succede dall'esterno, siamo riusciti a raggiungere 33.000 abitanti. Ok, qui addirittura sono proprio curioso di vedere, ragazzi, che cosa ha combinato il nostro caro ragazzo appunto di Independence City. Voglio proprio vedere, perché, mamma mia, 1500 leghe già inviate, voglio vedere su che cosa si è basata la sua città. Allora, adesso diamo un'occhiata, in seguito vedremo anche il nostro caro amico di Wonderland City. Allora, vediamo un po'. Tieni in maiuscolo mentre disegni strade in modalità arco per disegnare archi da 90 gradi. Bene, questo potrebbe essere anche un ottimo consiglio. Bene, allora, vediamo che cosa succede nella nostra Independence City. Mamma mia, questo mi fa ricordare un vecchio film degli alieni, speriamo che non siano arrivati proprio da questa parte. Wow, date un'occhiata a dei grattacieli che ovviamente provengono dal basso verso l'alto, addirittura delle piscine nelle zone superiori. Allora, capiamo più o meno quello che è successo. Vediamo poi in questa zona cosa ritroviamo. Oh, addirittura delle zone a basso reddito. Vediamo un po' per quanto riguarda la popolazione. Eccola qui. Allora, vediamo un po', eccoci qua. Allora, ovviamente si è concentrato il nostro caro amico sull'alto reddito, perfetto, quindi ovviamente i lavoratori ad alto reddito proverranno certamente da questa zona. Vediamo un po' come sta andando. Perfetto, guardate un po' la zona commerciale, diamo un'occhiata, ci sono anche dei negozi che si alzano appunto dal basso verso l'alto. Vediamo innanzitutto le sue capacità di produrre energia, da dove provengono. Vediamo un po'. Ah, ecco l'università. Quindi il nostro caro amico cercherà di migliorarsi e migliorare la nostra regione grazie alle sue ricerche. Addirittura è stata già posizionata la facoltà, se non erro, di economia e commercio. Benissimo, ci sono circa 1700 studenti, un'altra facoltà, anche quella di ingegneria. Mamma mia, se la sta cavando proprio molto bene il nostro caro amico. La centrale elettrica a petrolio, acquisterà petrolio sicuramente da noi stessi. Vediamo un po', ecco la centrale del riciclaggio, addirittura delle industrie rinnovate al massimo. Vediamo le possibilità di educazione. Mamma mia, davvero un ottimo lavoro. C'è addirittura l'impianto tranviario, seguito ovviamente da una grande quantità di stazioni di pompaggio acqua, addirittura un piccolo terminal traghetti. Wow, vediamo un po' da questa parte cosa addirittura ci sono anche delle zone di raccolta petrolifera. Mamma mia. Vediamo un po', un'altra centrale del riciclaggio, e probabilmente le leghe proverranno direttamente dai rifiuti dei suoi cittadini. Addirittura vi è anche l'ospedale e il distretto di polizia. Molto bene, davvero ottimo lavoro, mi piace davvero tanto la tua città, davvero anche un'ottima idea questa sorta di strada in mezzo con tanti parchi ovviamente nelle vicinanze, con le adeguate, come dire, fermate degli autobus. Mi ricorda un po' Kyoto, la cittadina di Kyoto, questa zona appunto centrale, guardate che figa, una vera e propria metropoli, davvero un ottimo lavoro, amico mio. Vediamo un po' come sta andando la sua popolazione nei dettagli. Ha davvero tantissimi posti mancanti per quanto riguarda il basso e il medio reddito, e cercherò di contribuire io stesso. Davvero un ottimo lavoro. Benissimo, adesso vedremo un po' di controllare, come dire, il nostro caro amico di Wonderland City per capire più o meno quello che sta combinando. Visto che nessuno si sta incentrando, come dire, sui metalli, speriamo che il nostro amico di Wonderland City si stia dirigendo secondo questa appunto specializzazione. Allora, adesso daremo un'occhiata più da vicino al nostro caro amico. Allora, vediamo come sta andando sempre la nostra Spoon Island. Perfetto, a breve otterremo anche le possibilità di ottenere il nostro quartier generale, la nostra divisione di raffinazione. Allora, vediamo cosa succede a Wonderland City. Allora, diamo un'occhiata al nostro David Arci. Benissimo, speriamo che si sia specializzato sui metalli, altrimenti il nostro aeroporto internazionale non verrà mai su. Allora, vediamo un po', probabilmente Wonderland City assomiglia alla cittadina della cara Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora,
Vediamo un po' per quanto riguarda la sua produzione, ovviamente la sua specializzazione, diamo un'occhiata al carbone, perfetto, ritroviamo una miniera del carbone appunto nella parte superiore. Per quanto riguarda i minerali, ha tanti minerali nella parte sud, eccoci qui, proprio qui potresti sfruttarli, amico mio, però stai attento alla zona residenziale, qui ovviamente vi è una stazione petrolifera, benissimo. Vediamo un po' per quanto riguarda la sua popolazione, la ritroviamo nella parte inferiore, abbiamo una popolazione a basso reddito, mi sa di sì, benissimo. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata più da vicino, anzi a medio reddito e anche a basso reddito nelle vicinanze appunto dell'impianto industriale. Bene, questa cittadina assomiglia un po' alla nostra per quanto riguarda la specializzazione industriale. Date un'occhiata delle industrie che si ritrovano appunto da questa parte. Addirittura vi sono anche fuochi e gas con la sua grande, con la sua grande industria ad alto reddito, benissimo, alta densità, una bella centrale di riciclaggio, abbastanza carina questa città, fantastico anche il ponte, il caro ponte di San Francisco, eccolo proprio qui da questa parte, mamma mia guardate che bello, tutto illuminato. Vediamo un po', vi è anche la divisione dei metalli, probabilmente sì, deve essere da queste parti, vediamo un po' se è vero, diamo un'occhiata più da vicino, deve essere appunto in queste zone, forse ancora non l'ha posizionata. Comunque anche tu un ottimo lavoro, date un'occhiata soprattutto a questo piccolo ponticello che ovviamente si rialza. Cerchiamo adesso di contribuire nella maniera migliore alle nostre alla nostra grande opera. Adesso sono curioso di vedere però anche l'altro ragazzo che si è posizionato, come dire, molto lontano dalla nostra città, quindi vediamo di capire quello che sta combinando anche nella sua città vicino all'altopiano principale. Adesso vedremo un po' di capire. Vi ricordo che dovrò andare a posizionare immediatamente la torre TV perché sarà fondamentale per incrementare quindi la nostra produzione. Ok, vediamo un po' che cosa succede qua sotto, se la cava ovviamente sempre bene. I don't know city, bello questo nome, mamma mia. Allora, vediamo più o meno quello che succede. Cerchiamo di catapultarci immediatamente all'interno della nostra cittadina. Allora, ovviamente sempre il nostro solito consiglio dei 90 gradi. Ok, perfetto. Vediamo un po' questa cittadina che cosa ha sotto le chiappe. Diamo un'occhiata più da vicino. Un grande giacimento di carbone accompagnato da grandi giacimenti di metalli. Quindi ci sono grandi possibilità di estrazione. Mamma mia, davvero grande ricchezza al di sotto di questa città. Troviamo anche una bella zona industriale da questa parte. Addirittura 2 impianti per bruciare ovviamente dei particolari rifiuti. Questa è anche una bella cittadina impostata sul basso reddito, davvero molto bene, un ottimo lavoro. Spero che al più presto arriveranno degli alleati che come dire, si posizioneranno accanto a te proprio per aiutarti a migliorare le tue capacità e soprattutto a completare una grande opera appunto nelle vicinanze della tua cittadina. Anche questa molto carina, addirittura vi è già una scuola elementare, vediamo un po' anche dei piccoli negozietti e l'impianto appunto finanziario, eccolo qui da queste parti. Finance, benissimo. Vediamo adesso di capire più o meno quello che sta succedendo nella nostra cittadina dopo aver dato un'occhiata anche agli altri giocatori e quindi vedere un po' se possiamo specializzarci nel nostro impianto di raffinazione. Allora, vediamo un po', la centrale elettrica non produce abbastanza energia, prima di aggiungere un'altra centrale piazza un modulo. Infatti ovviamente ciò che facciamo ovviamente ogni volta. Bene, eccoci nuovamente nella nostra città, siamo riusciti a raggiungere i 34.000 abitanti, siamo ovviamente a cavallo per quanto riguarda la nostra produzione petrolifera. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un bel voto o un commento. Mi raccomando, vi aspetto numerosi perché ancora ci sono circa 12 posti disponibili all'interno della nostra regione, ci sono anche diversi quadrilateri ancora disponibili, soprattutto in basso da quelle parti, e ancora vi è anche un bel piccolo posto a Pioneer Plains, che ovviamente è una città ricca di petrolio che ci aiuterà a contribuire per la produzione della nostra grande opera. Allora, all'interno dei prossimi gameplay vedremo di specializzarci e soprattutto di inviare qualche barile di petrolio greggio proprio per contribuire alla grande produzione, alla realizzazione della nostra grande opera. Ciao a tutti ragazzi!